Buona giornata e bentrovati. Ultimo nostro appuntamento settimanale per quanto riguarda l'informazione, per quanto riguarda la rassegna stampa dai principali quotidiani del mattino. Oggi venerdì 26 luglio 2019. Inutile dire che fa caldo e la settimana che c'era stata preannunciata come caldissima in effetti si è realizzata e si è dimostrata tale. Bene, andiamo sperando naturalmente di trovare nel weekend un po' di refrigerio, andiamo a vedere invece le principali notizie di oggi. Ho in prima la Tribuna di Treviso, poi il Gazzettino, poi le cronache provinciali di Tribuna e Gazzettino e infine concluderemo con la Gazzetta dello Sport. Questo è il nostro panorama per quanto riguarda l'informazione anche per oggi. E allora ho scelto di aprire con la Tribuna di Treviso perché mi pare che oggi vada con questo articolone, con questo titolo in prima pagina a parlare di un problema che ci ha toccato molto da vicino nei mesi passati, negli anni passati, e cioè il crack di Veneto Banca. Crack, un solo colpevole, dice il titolo, il PM aggiunge processate consoli. De Bortoli chiede di archiviare le posizioni del presidente Trinca e dei manager Faggiani e Bertoli. Per il magistrato non ci sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa nei loro confronti. La foto è per questo argomento. 6 dirigenti apicali di Veneto Banca vengono considerati estranei alle accuse, ha commentato ieri la sentenza Vincenzo Consoli, e anche un'ammissione dell'insussistenza delle accuse anche per me. Queste le notizie e questa la notizia su cui si continuerà a parlare naturalmente come si è fatto nei mesi scorsi e negli anni passati. In prima ancora della Tribuna di Treviso ci porta questo riquadro che parla di cultura, i ragazzi castellani nei film. 2 registi portano alla mostra di Venezia le storie di Hervas e Mazzariol. Se ne parla alle pagine 40, 41 e 42 della Tribuna. Suoni di marca in questo piccolo riquadro, così si balla la milonga stasera sulle mura di Treviso. Poi scendiamo, detenuto fugge dall'ospedale calandosi con le lenzuola, era piantonato al Cafoncello, arrestato per rapina, un romeno piantonato all'ospedale e fuggito calandosi con le lenzuola dal secondo piano, un'evasione vecchia maniera potremmo dire, a pagina 21. Con la moto nel fosso, un barista di 25 anni trova la morte a Caonada, se ne parla a pagina 29. Vai ammalato e cardiopatico, ma per la procura resta in ogni caso omicidio. Stiamo parlando del delitto di Vittorio Veneto, una condizione di salute molto critica, cardiopatico con epilessia, potrebbe aver accelerato il decesso di Paolo Vai. Se ne parla a pagina 35, sempre sulla Tribuna di oggi. E l'ultimo riquadro su questo lato del quotidiano parla di un batterio listeria nel salame. Il Ministero ritira il prodotto. Il Ministero della Salute ha ordinato in questi giorni il ritiro dal commercio di un lotto di salumi prodotti proprio da una ditta di Pieve di Soligo, a pagina 32 della Tribuna di stamane. 2 riquadri anche dall'altra parte del quotidiano che si riferiscono a Veneto Banca, che si riferiscono all'argomento con cui abbiamo aperto, le reazioni dei risparmiatori. I risparmiatori dicono sta finendo a tarallucci e vino, ed è questa la paura. E poi il fronte veneziano, banca rotta, la perizia conferma l'insolvenza. Per gli ex azionisti sono in arrivo buone notizie da Venezia, la consulenza ha confermato l'insolvenza di Veneto Banca. Qui si chiude la pagina con il caso irrisolto da mesi, la Polfer senza acqua con le taniche al centro profughi, caserma senza acqua e poliziotti costretti ad andare con le taniche nel vicino centro di accoglienza profughi per potersi lavare o andare addirittura al gabinetto. Il paradosso si consuma in via Dandolo, in pieno centro a Treviso, sede della polizia ferroviaria. Questa è la Tribuna, poi ci ritorneremo. Questo è il Gazzettino invece per quanto riguarda prima pagina, e allora vedete 3 i riquadri che ci portano alle pagine interne come di consuetudine, quelle provinciali. Treviso arrestato, evade calandosi con le lenzuola dell'ospedale.
La mostra dopo secoli torna a Venezia, il Tintoretto di David Bowie, e per lo sport Federica Pellegrini dice sì, sono l'atleta italiano più forte di sempre. Veneto Banca, solo Consoli andrà a processo, questo è il titolo del Gazzettino. Il PM chiede il giudizio per l'ex amministratore delegato, prosciolti tutti gli altri indagati. Anche il riquadro evidenziato parla di questo argomento. L'ex presidente Trinca aggiunge: siamo stati vittime di qualcosa più grande di noi, e la paura che finisca tra luce e vino è veramente consolidata con queste ultime frasi. Salvini Di Maio, vedete, fragile tregua, incontro fra i vice premier. Si va avanti, ma restano forti distanze su grandi opere, giustizia ed autonomia. Il retroscena, poi evidenziato qui sulla prima e poi a pagina 3 da Marco Conti del Gazzettino, parla di mozzarella contro sushi, forchetta contro bacchette. I due vice si incontrano a Palazzo Chigi dopo 2 settimane di più o meno veri insulti sui social, e il Presidente del Consiglio, per mostrare plasticamente la distanza, si rifugia in un ristorante giapponese. Ma se Conte mangia orientale, Salvini sfodera pasta filata campana, con la quale avvolge l'alleato che da qualche giorno invocava questo incontro. L'articolo, che promette altre belle frasi e altre belle novità, continua a pagina 3 del Gazzettino di stamane. La foto in prima è di Brad Pitt e gli altri star in mostra. Chiaramente si parla di Venezia, presentati i film in concorso e ci sono molti grandi nomi. 2 articoli riquadrati per chiudere la prima pagina del Gazzettino Nazionale di oggi. Dalla Libia, migranti, 2 barconi affondano al largo, ci sarebbero almeno 150 morti, incredibile. E dal Veneto, mettersi la divisa, lavoro straordinario, ma il TAR dice di no. Quanto vale il tempo di vestizione? Mezz'ora di straordinario al giorno, avevano chiesto i poliziotti. Nemmeno un centesimo, ha risposto il TAR. È stato così respinto il ricorso contro il Ministero dell'Interno presentato da 24 poliziotti in forza a varie questure del Veneto, che volevano essere pagati per i minuti necessari ad indossare la divisa prima dell'inizio del turno e per svestirsi alla fine. Per il TAR il dovere di abbigliarsi va considerato attinente allo svolgimento del servizio. Ne parla Angela Pedriva a pagina 14 del Gazzettino Nazionale di oggi, vi ricordo, venerdì 26 luglio 2019. Andiamo sul Gazzettino Provinciale, prima di ritornare sulla Tribuna. Allora, il Gazzettino Provinciale, sempre con i 3 riquadri in prima per i richiami all'interno, si parla di basket, effetto Serie A, quasi 2000 gli abbonati alla De Longhi, Calcio Treviso, la rabbia di Conte, hanno lasciato solo debiti, si riferisce alla vecchia società del Calcio Treviso che ieri con il presidente Marani piangeva. Beh, insomma, io questa volta devo andare a credere a Conte, insomma, i debiti sono stati lasciati sicuramente. Palazzo troppo illuminato, trappola per automobilisti, si parla di Palazzo Mazza nel mirino della polizia locale, distrae i conducenti e la giunta presto ridurrà le autorizzazioni per gli spazi pubblicitari. Non ci posso credere, veramente non ci posso credere, io ridurrei le patenti a questo punto, perché se uno si distrae da Palazzo Mazza, ragazzi, non lo so. Allora, visitatori sulle colline dell'UNESCO, tappa nei casoini, ancora con i casoini si batte l'assessore Caner, basta applicare una legge regionale. Il governatore Zaia parla di una rete di sostegno al turismo. Poi Veneto Banca, solo Consoli imputato, è fallito un modello. E ancora le nomine ATS sindaco, il sindaco di Nervesa va verso la presidenza. La Lega pare aver sciolto ogni dubbio sulla prossima presidenza di ATS, società che si occupa del ciclo dell'acqua in quasi tutta la Marca. Il nome nuovo e a questo punto favorito è quello di Fabio Vettori, sindaco attualmente di Nervesa della Battaglia.
arrestato per rapina, evade, ecco il titolo in mezzo alla pagina del Gazzettino, si cala dall'ospedale con un lenzuolo e sparisce, caccia all'uomo, appello ai residenti, illuminate i giardini, potrebbe essere dappertutto, piantonato dalla polizia penitenziaria, si è calato dalla finestra al primo piano del reparto di malattie infettive utilizzando dei lenzuoli annodati ed è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Volevo segnalare questo articolo l'ho letto sia da Tribuna che da Gazzettino e volevo segnalare che sui social, tanto per farvi capire, non è che ce l'ho con i social, però poco, ma comunque vabbè, tanto per farvi capire la paura che viene trasmessa quando le notizie non sono ufficiali. Ieri sui social, se avevate visto, qualcuno chiedeva: volete spiegarmi com'è questa storia del detenuto scappato perché è tubercoloso? Ecco, questo non se ne parla in nessuno dei due articoli, sì, si dice qui del piano del reparto di malattie infettive, però attenzione, dare del tubercolotico o del tubercoloso, come si suol dire, ad una persona poi diventa, anche se è un ladro e anche se è scappato, insomma, si mette soltanto paura, e questo per dirvi, insomma, che l'informazione andrebbe veramente controllata ulteriormente. Treviso, strada stretta, niente bus a Canizzano, questo per quanto riguarda questo riquadro in prima, e poi altra foto con riquadro, sport e grandi opere, il sindaco di Spresiano dice una sorpresa, Pessina in crisi, stop al velodromo, incredibile, lo apprendiamo, 24esima e 25esima pagina, se ne parla e questa è una botta che se confermata è molto dura. In moto contro un muretto per la cronaca nera, alziamo il quotidiano anche se non avremmo voluto, in moto contro un muretto, muore a 25 anni, Matteo Moretton aveva soltanto 25 anni, incidente per lui fatale. A San Biagio di Callalta invece non rallenta davanti al vigile urbano, lo investe e lo manda all'ospedale. Questo per quanto riguardava la prima pagina provinciale del Gazzettino. Torno, e la vedete sulla Tribuna, per andare a sfogliare le pagine insieme a voi. Allora velocemente arrivo, eccola, sulla pagina trevigiana, provinciale, che parla di caserma Polfer, senza acqua da 3 mesi, agenti costretti a chiederla addirittura ai profughi. L'ex distretto, Conte, il sindaco di Treviso, è ottimista, privati che dice vogliono investire. La fuga del detenuto, allora la fuga del detenuto piantonato in ospedale, lega le lenzuola e si cala dal secondo piano, arrestato per rapina, è evaso la scorsa notte, era ricoverato per sospetta TBC, quindi attenzione a come si parla, come vi dicevo in precedenza. Scatta la caccia all'uomo, ieri il blitz a Olmi, questo per quanto riguardava la pagina provinciale. Velodromo, e questa è la notizia che ci sorprende un pochino stamane, il costruttore va al concordato, la Pessina, vincitrice dell'appalto per costruire il velodromo di Spresiano, è in difficoltà finanziaria, il cantiere già in ritardo di mesi rischia adesso lo stallo. Siamo molto preoccupati, dice il sindaco della Pietra, e ti credo. Federciclo chiede comunque chiarezza e bisognerà fare chiarezza naturalmente su questo argomento e su questo caso. Sto sfogliando il quotidiano per arrivare alle pagine che territorialmente più da vicino ci interessano, ci sono già, e allora Quartier del Piave, eccolo, incubo, mucca pazza a Falzè, Maria uccisa da un morbo piuttosto raro. Il primario Roberto Rigoli parla dei casi di Creutzfeldt-Jakob, sono del tutto eccezionali, l'azienda sanitaria esclude la necessità di provvedimenti di salute pubblica. Testimone in difficoltà, rischia l'incriminazione, Sergio Papa la smentisce, questo per quanto riguarda il delitto di Cison. L'isteria nei salami, il Ministero li fa ritirare, rilevata la presenza del batterio nocivo nel lotto del 28 maggio prodotto dall'azienda Angelo Bianco SNC di Solighetto. I resti di mio papà in armadio, salme senza posto in cimitero incredibile a Conegliano. Una donna dice: non posso pregare per il mio caro negli uffici in mezzo agli operai. Zambon aggiunge: ci sono lavori in corso, a settembre sarà completato il corpo ossari.
Addio a Franco Liessi, alfiere degli Alpini, lutto a Conegliano e poi la denuncia, mendicante si presenta a scuola e minaccia una bidella del Cerletti. Questo per quanto riguardava Conegliano. Vittorio Veneto con il caso dell'omicidio del delitto di Vittorio Veneto di Serravalle. Paolo Vai era malato e cardiopatico, la procura però conferma ugualmente le accuse contro le due donne. Addio ad Alberto Girardi, direttore di banca, Cappella Maggiore e i punti neri della viabilità, Longhere, il rondò è inutile, il comune di Vittorio Veneto critica la provincia di Treviso. Questo per quanto riguardava le nostre notizie riferite alla tribuna. Mi sposto sul Gazzettino provinciale ancora, le cronache sono quelle coneglianesi, vittoriesi e quartiere del Piave, anche se riprendiamo la notizia di Nervesa con il piano della Lega, perché Vettori, l'attuale sindaco di Nervesa della Battaglia, potrebbe andare alla guida di ATS, favorito per la successione di Baratto, staremo a vedere. Poi giriamo le pagine e troviamo Conegliano, eccola, con le insegne che distraggono, toglietele. Palazzo Mazza, troppo luminoso, sarebbe un tranello per gli automobilisti. Mi chiedo cosa succederebbe a New York se dovessimo togliere le insegne luminose. Dai, per favore. I vigili dicono pulite la facciata di sinistra. La Giunta in una delibera assicura che alla fine dell'anno sarà sottoscritta una nuova convenzione per l'uso degli spazi. Incredibile, scusatemi, ma incredibile questa notizia. Concorso per dirigente comunale, solo 8 gli ammessi su 30. Siamo a Conegliano. Ecatombe di candidati al concorso per un posto fisso da dirigente comunale del settore programmazione, governo e gestione del territorio. Quando si parla di posto fisso viene in mente il film di Checco Zalone, no? Sernaglia, Cison e Tarzo, morta per sospetta mucca pazza, oggi l'addio a Maria, poi c'è un incidente purtroppo a Tarzo, colpo di sonno e vedete il camion contromano, strage sfiorata, autotrasportatore 60enne perde il controllo del mezzo a Spilimbergo, la sterzata improvvisa a bordo anche il figlio 30enne che fortunatamente ha dato l'immediato allarme. Papa al giudice, quella testimone non ricorda bene, il 35enne accusato di duplice omicidio parla per la prima volta da quando è successo il fatto. Omicidio Vai, dall'autopsia altri misteri da sciogliere, il 57enne era seriamente malato e la pressione sullo sterno lo ha ucciso. Nessuna certezza sull'orario del decesso, di poco precedente alla chiamata comunque al 118. Questo per quanto riguardava Vittorio Veneto, la maglietta di Manuel, simbolo del Giro del Lago, il liceale 17enne cuore e bici per la solidarietà e poi l'allarme dei genitori, trattamenti abusivi nel vigneto vicino all'asilo. Questa la notizia che va a chiudere la pagina vittoriese del Gazzettino. Apriamo lo sport, sempre dalla provincia, Gazzettino con Conte, il sindaco di Treviso, che sfida il Treviso ACD. Da loro solo debiti, ha detto. Io non avrei mai ricevuto Marani, non ha mai chiesto un appuntamento. Avanziamo 22.000 euro di affitto e 29.500 per i lavori non fatti al Tenni. E insomma, queste sono le cose di chi ancora avrebbe voluto rimanere attaccato al Treviso. Febbre da Serie A, quasi 2.000 gli abbonati della TVB, poi ci sono 5 pantere a caccia di Tokyo per quanto riguarda le panterine e le pantere grandi, anche se ieri le pantere grandi hanno perso contro la Turchia, ma saranno impegnate poi dal 2 al 4 a Catania per giocarsi le Olimpiadi. La Prodeco Montebelluna ritrova Bomber Zecchinato, il portiere Scocco saluta il Porto Mansuè, se ne va alla Nocerina, bel colpo del DS che lo accasa alla Nocerina.
Il velodromo si ferma perché la notizia più grossa e più triste in questo caso è questa: problemi economici per la Pessina Costruzioni. Di Rocco qui sotto assicura: i soldi sono nostri e ce la faremo, speriamo. Il sindaco stupito, uno stop inatteso, dice Della Pietra, e qualcosa bisognerà fare. Questo è tutto per il Gazzettino. La Tribuna, sempre per quanto riguarda lo sport, eccolo. Abbiamo lo sport nazionale ed internazionale con l'Italia che batte l'Ungheria nella pallanuoto e conquista la finale, e le Olimpiadi di Tokyo soprattutto. Complimenti e bravissimi alla nostra nazionale, al nostro Settebello, che ci dà sempre grandi soddisfazioni in queste manifestazioni, e adesso si giocherà la finale. De Rossi a Buenos Aires, ed è un'accoglienza da brividi per lui, perché i tifosi scatenati del Boca Juniors hanno atteso e hanno salutato alla grandissima De Rossi, che secondo me si avvicina per spirito, per grinta al calcio argentino. La Barcio, questa è Barcellini, fit mamma del volley, torna in forma con un contest, sarà con la Spessa a 6 mesi dalla nascita di Gabriele, grazie a The Mom Factor, o corso contro la violenza sulle donne. Tutto questo ve l'abbiamo raccontato l'altro giorno con un'intervista che avevamo fatto appunto a Caorle, e ora voglio giocare, giocherà, e anche questo ve l'avevamo anticipato mesi fa. Barcellini che ritorna in campo con il team Spess Conegliano. Innamorati di TVB, abbonamenti boom, più 40% di tessere per il nuovo viaggio. Complimenti, e che sia un viaggio positivo, ci auguriamo tutti. Mi pare che questo possa essere tutto, perché poi al Palaverde il 18 settembre nasce il trofeo Gilberto Benetton, quello che vi dicevo ieri, con il Fenerbahce di Gigi Datomè, che sarà al Palaverde. Il Monte invece per la Serie C Gold, il Monte Bellunese, sempre di basket parliamo, aspetta Gagliazzo. Bressan invece passa al Sanve in Serie B. Play in pole c'è il piccolo Robinson. Barnett, si tratta la rescissione per quanto riguarda il suo contratto, ed era una pagina quasi interamente dedicata al basket. Chiudiamo con i colori e i titoli della Gazzetta dello Sport di oggi. E allora, titolone in rosso per il Milan, Piatek o Piontek come preferite. Milan: io non ho paura nemmeno del numero 9, voglio Champions e trono del gol. Queste cose, queste dichiarazioni pericolose per il centravanti rossonero. Me lo dice un milanista, speriamo di sbagliarci. De Laurentiis può scatenare il domino, mercato al Pepe. Il Napoli è ad un passo dalla stella del Lilla, Icardi sempre più Juventus, l'Inter chiuderà Dzeko e non molla nemmeno Lukaku. Da questa parte Eurotoro che partenza, Belotti, Ansaldi e Zazza, un tris che dà fiducia. Cairo dice avanti così, e bravo Mazzarri, vince, batte il Debrecen 3-0. De Rossi a casa Maradona, vi dicevo che festa a Buenos Aires per l'arrivo di Daniele De Rossi. Ed infine Settebello in finale e prima Italia ai giochi. Domani c'è la Spagna, sulle Alpi vola Colombia, tappa a Quintana, Bernal riapre il Tour e oggi si va in salita decisamente sulle Alpi per le ultime tappe del Tour de France prima dei Champs-Élysées di Parigi. A tutti voi una buona giornata, un buon weekend, ci risentiamo lunedì mattino.